Bem-vindos à Sombra de Sonuragem, stagione de Sierru. Il comune di origine, dove l'individuo passa i primi anni della propria vita, è il vero fulcro della più grande comunità sarda. Il paese è il primo microcosmo dove si fanno esperienze di ogni genere. Dopo il nucleo familiare, è nella bidda che i giovani ricevono i riti di iniziazione, si confrontano con gli altri, concepiscono che la diversità è un valore da coltivare, imparano a ricoprire ruoli anche al di fuori del proprio ambiente domestico. Ogni paese, grande o piccolo che sia, ha le proprie particolarità, il proprio modo di intendere il lavoro e la maniera nel quale svolgerlo. Si apprendono dagli individui più grandi le tradizioni e il modo di coltivarle. Per ogni persona in Sardegna il proprio paese rappresenta un forte tratto identitario che essa si porterà dietro tutta la vita. Il bagaglio culturale e umano che viene acquisito nei primi anni rende il bambino prima e il giovane poi in grado di portare con sé per sempre i tratti distintivi della comunità. In un tempo non troppo remoto, il paese natale non era solamente il luogo fisico nel quale si era venuti inconsapevolmente al mondo, ma veniva scelto per fondare la propria famiglia e prendere tra i suoi abitanti marito o moglie. Questo perché la penuria di vie e di mezzi di comunicazione rendeva quasi impossibile trovare un partner che non vivesse già sotto lo stesso cielo, e solo in anni relativamente recenti si è potuto disporre di maggiore libertà di movimento per uscire con maggiore facilità dal perimetro dell'abitato d'origine. La scolarizzazione primaria, i riti di iniziazione religiosa, l'apprendistato e il lavoro avvenivano tutti all'interno della bidda, la quale per lo più contava pochi abitanti. Infatti in Sardegna sorgono attualmente 377 comuni, molti dei quali al di sotto dei 3.000 abitanti. Viene da sé immaginare come i rapporti tra compaesani siano ben più forti e solidi rispetto ai grandi tessuti urbani delle città al di là del mare, e come spesso il paese tenda ad assomigliare più ad una grande famiglia allargata che ad un agglomerato di abitazioni a carattere nucleare. A contribuire a rendere l'idea di questa parentela diffusa, si consideri che in paesi tanto piccoli i legami di sangue sono reali e non un semplice modo di dire. Nell'arco di qualche generazione, più o meno tutte le famiglie tendono a imparentarsi tra loro per via matrimoniale. Questa parentela diffusa la si può riconoscere anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, dove il dolore di una famiglia diventa quello dell'intera comunità, la quale non si limita alla cordialità prevista dal protocollo del buon vicinato. Il paese, nel bene e nel male, è come un essere vivente che genera e al tempo stesso si autogenera, creando quel legame che nessuno, seppure costretto ad emigrare lontano da esso, potrà dimenticare. Bidda mia, barumeni, tra scuculus e natura, con mizzasa e arriuso in ogni allogo, e terrenos traballaus in vario modo, des hominis chi vanta agricoltura. Territorio de messaios e pastorisi, fillus bonus de questa terra antica, conta da artistas e gente istruida, chi lui bivinti con medas valorisi. Famosa oramai in tutto sul mondo, posa regia manna de sunuragi. Is turistas duagà tanta pregere e pagi, posi storia e su mistero profondo. 27 il logos di archeologia, postos in artu e nei scostonesi, anche bivianta genti in tutto stagionesi, con bestiameni e pago compagnia. Po seculus dimora de sa baronia, in marchesus zappata comandanta e su popolo voissu traballanta, fia da tempus de famine e caristia, passanta i binarius de sa ferrovia e cando sa litorina si firmada, in sa stazione via da mirada, de mannus e pitticus in allegria. De cent'annus bestiamini selezionau, brevesi, mascus e angionis de valori, appreziau de veterinario e levadori e de atrus pastorisi venia da comporau. Medas avunti iscresas in barumini, 5 in trebidda, sprazzinadas, quattro tante in susato abbandonadas, tra iscungiaus e ororu de vrumini. Questa popolazione crede in Deus, esti praticanti, devota, religiosa, laboriosa e sempre speranzosa. Aici spaesanos da conosceus. Verano e stadi in festa cristianas, de Santo Francisco, Ignazio, Lucia e Isidoro, con preghieras, armonia, ballo sardus e sonus de campanas. Bida vrena de storia e cultura, anche a bividi beni ogni creatura. Ita bellu chi esti por nosu sardus a intendi chistionai de sa bidda nostra.
Nosu gestionasu orgoglio de barumini, chiesti sa vida in useu cresciu nosu, ma totus i sardus funti meda patriotticus. Eita quando intendesu su nomini de sa vida nostra in televisione o dulligiosu in cancu giornali, a razza de orgoglio, ma commenti mai nosu sardus seus aici attaccaus a sa vida nostra secondo lui? Ognuno è attaccato a sa vita sua per vari motivi, poi dove nasce, poi dove cresce, poi dove con i parenti, i amici, i sarregodos dei piedros, dei ciocos e dei mannos. E quindi ogni vita in Sardegna è una storia. E sul fatto che noi siamo attaccati a sa vita nostra, poi ogni vita ha delle particolarità, di cultura, di storia, di traballo, di monumenti. E noi in questo caso, baruminesi, teniamo tante cose ad essere orgogliosi della vita nostra. Proprio per tutte cose che noi teniamo, che sono lasciati gli ereditati, e che sono venuti prima di noi, anni e secoli fa. A dolumannu però me da ota sa sentite più andai de sa vita nostra, per motivo dei studi, per motivo de traballo, per opportunità in generali. E quando si andausu s'attaccamento che teneus per sa vita nostra, a varrata o si indisciusciata? Noi sardos siamo sempre tutti orgogliosi della terra nostra, della Sardegna. E ovviamente siamo orgogliosi della vita nostra. Sul fatto che se ne andavo siamo costretti a andare per questione di traballo, per altre cose di vita. Quando pensavo alla vita nostra, il suo pensamento è sempre in mano, quindi tenevo sempre il disagio, questo attaccamento dei due voti d'orrai. Per noi sardos è mera importante. E non si scarisce mai che vuole traballare su forza e che non vedi solo, ma che sia tuo sanno dei due voti d'orrai. Biugasi scritto bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, e ci si anche bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Un dice che può grazie bene con questa poesia della vita, che è abbastanza comune in tutta la Sardegna, è povida e boisi de vita tua. Questo dice che stiada proprio dell'attaccamento che si sardo dei di questa vita sua, o che teniada specialmente prima. Prima prudei moi, consigliantes anziano, giocando de più stascerai, bestiamini de comprai, una femmina de goiai, fiammello su consiglianta de lascerai de vita tua, poi te che conosci sta, sia su che s'altro, su bestiamina chi tu tenia de commenti dove scia de commenti dalle fada, ma riferivo a sapovita chi de piaccoiai, ci riesta de e chi via con chi cresce, e te educazione teniada, e quindi via sta pur sicuro di andare a altro luogo e macai de scerai, povida o bestiamini chi non ci riesta de chi via e commenti via cresce. In mois cosas commenti a nautui funtu paghetto cambiatas, però teneus meta dicius chi chestiosa puru de su tempo su de oi. Ed è la regione, poi da chi pure questa cosa è cambiata, ma mensa vita ci sono sempre valori che tutto su teneus a mente e o leus apprezzai, come ti puoi dare gusto, può amore del suo vicino, la saper di suo cane. Mi pare un bello consiglio gusto. Canquotta forse sì, tocca dall'assai perdi canqua cosa, pur de varrà in pace, esti di aici. È proprio di aici, della regione. Poi da chi non so le uso di andare di accordio, in questo caso con suo vicino, che dai tu cani, chi zaulata, e mancando si va a riposare, non si va a dormire, però de peso, tenevi pazienza, serrai il uovo, o in questo caso sorigasa, poi non intendi suo cane, e andare di accordio con suo vicino e lasciando a perdere queste cose che mancai poi intessi motivo dei gettito, che questa persona non comprende, insomma, che il suo cane non è una cosa che poi si fa CT, né tu, e ancora più spago, su merito del suo cane. De peunai chi canquotta è sto paghetto difficili, però ci potevo provare. E un altro dice buonoso tu deisi? Un altro dicio, non potevo questionare sempre del tempo passato, devo questionare del tempo su de moglie e tutto, del su che si vivendi. E un dicio che vuoi crazzaia su tempo su qualsiasi gusto, su tempo su cambia da cosa se omenesi. È proprio vero su, e c'entra a me da cui vita sapu. Come ti funti cambiata se scosa se i uomini in mei vita sa ultimamente? È cambiato a metà cose, se vuoi che è arrivato su benessere, è arrivato un modo nuovo di traballare, i uomini più istruiti e più acculturati, bessi di bruso, sia da traballo che per altre cose, e quindi questo modo va che c'è stato in questi anni ha cambiato sia le cose che i uomini e il suo modo di vivere in ogni vita.
Mancais cosas a gambinti e mellus di aici annai, s'amori nostru vostra vida nostra avarrada e nosu seu contentus de gustu. Deo di dorru grazias a vostra eligiu gustu bellu diciusu e custa bella poesia su sa vida nostra e donaus appuntamento a chi si funt ascoltendi a su prossimo episodio. Grazie a tutti su di essere ascoltato e mi raccomando, ognuno banti di sta vita sua, che fonte tutto bella sa vita della Sardegna.